Che cosa state facendo in questo periodo? Ci stiamo adeguando, dobbiamo effettuare noi impiegati un corso perché cambia completamente il programma, la programmazione cambia, non è più una programmazione privata, noi ci appoggiamo alla nostra commercialista, quindi non so effettivamente ora di che cosa si tratti perché siamo rimasti un attimo indietro rispetto alle normative che hanno già seguito le altre aziende. Noi effettueremo anche un cambio di programma, quindi è una cosa soggettiva. Non è ancora tutto chiaro su questo mondo? No, ancora no, io dovrò fare un corso e ci sarà una nuova metodologia per quanto riguarda la fatturazione. Il passaggio alla fatturazione elettronica è un beneficio secondo lei o no? Per quanto mi riguarda non più di tanto perché noi perdiamo del tempo, dobbiamo rifare dei corsi, riaggiornarci e una perdita di tempo in generale. Il sistema precedente, diciamo, della fattura normale forse era più agevole? Ma sì, perché ognuno aveva il suo e imparavi la tua metodologia di fatturazione, era così per tutta la vita, poi se non cambiavi programma. È d'accordo con la normativa sulla fatturazione elettronica? Io prima di tutto non ci capisco niente perché di computer non ci vado mai, non sono pratico, anche telefonino sono all'antica, piccolino telefonino, quindi non so da che parte cominciare. Se tutte le volte dovessi andare dal commercialista non ci sto dentro, no, è una cosa assurda per me. Cosa la spaventa di più? La spaventa che non sono capace a mettermi lì sul computer a cercare, a fare, dovrei andare a scuola, dovrei andare a fare un corso di computer per fare la fatturazione elettronica, non so neanche come funziona e alla mia età non intendo mettermi lì a fare tutte queste cose. In termini di tempo, per fare la vecchia fattura quanto ci metteva? 10 minuti non è tempo di scrivere, dipende quante voci ci sono. Lei ha sentito anche altri che sono spaventati come lei? Sì, quelli della mia età soprattutto sono tutti spaventati perché dicono non so da che parte cominciare, andare a fare dei corsi, poi attrezzarsi di computer e tutta sta roba.